Oggi siamo qua al cinema Ariston per un momento particolarmente importante. Come scuola capofila abbiamo deciso di creare, come liceo Boggio-Lera, una rete con l'Istituto Comprensivo De Roberto di Zafferana e la Scuola Media Majorana di Catania, per parlare di cinema, per fare un cammino sul cinema. E proprio con i 3 cortometraggi che, sono stati finanziati dal Piano Nazionale Cinema del Ministero dell'Istruzione, del Ministero della Cultura, oggi parleremo di cinema, facendo vedere i cortometraggi dei ragazzi, dialogando con la professoressa Stefania Rimini dell'Università degli Studi di Catania e, dialogando con ragazzi, registi, per i momenti più importanti di questa attività che li hanno visti in primo piano come attori e come parte tecnica della realizzazione dei 3 cortometraggi. Insieme ai colleghi, appunto, Gisella Barbagallo e Vincenzo Musumeci, ci siamo soffermati su questa esperienza delle nostre 3 scuole. E colgo l'occasione anche per dire che, dal prossimo anno il Liceo Scientifico Enrico Boggio-Lera aprirà un liceo scientifico a curvatura cinematografica, proprio per portare avanti questo progetto nella didattica quotidiana degli allievi.